tutti, buon sabato, facciamo anche veloci, così sarà un sabato migliore. Tamponi 2.769.213, sono 18.307 tamponi molecolari. I test di tamponi rapidi sono 938.224. In totale sono di tamponi rapidi 30.497, che sommati agli altri fanno 48.804. Siamo sui 50.000 tamponi, insomma, anche nelle ultime 24 ore. Numero dei positivi, 140.972. Nelle ultime 24 ore sostanzialmente abbiamo 3.500 positivi su 48.000 tamponi. Quindi la calcolate velocemente l'incidenza, evito di farvi il calcolo se non vado dappertutto. 7%. Sì, 7% sì, ma siccome chi che non sa fare i conti dopo fa anche le battute. Ricoverati 2.592, che in totale sommati, vedete sono più 16, in totale sommati ai 3,28 sono 2.920, se non ho sbagliato il conto. Vedete abbiamo più 7 in terapia intensiva e più 16 tra i ricoverati. Totale dei morti 3.644 più 83. Dimessi 6.973. Allora, come abbiamo detto anche ieri, noi abbiamo ragionevoli conferme del fatto di essere, speriamo, perché poi la sfera della verità non ce l'ha in mano nessuno, nella parte alta della curva. Vedete che anche gli aumenti giornalieri sono aumenti, diciamo, che sono contenuti, no? Nel senso di 12, 10, 7. Resta ovviamente il grande problema della diffusione del contagio. Da oggi si aprono le medie e grandi strutture di vendita, domani è chiuso ed è l'ultimo weekend che avrà queste restrizioni, perché poi con il DPCM del 3, quindi fra qualche giorno, sarà inevitabile che queste restrizioni decadano e molto probabilmente non ci saranno più neanche altre attività. Certo che la preoccupazione c'è. Ieri, per non parlare di oggi, che ancora non si è ancora completata la giornata, ieri comunque abbiamo visto che Black Friday ha riempito i corsi cittadini. Noi abbiamo fatto questa battaglia non semplicemente per restare in zona gialla, che ricordo i più disattenti che scrivono, che dicono era meglio la zona arancione perché lavoravamo di più, non avevamo le restrizioni, che con la zona arancione significa avere i confini comunali chiusi. Ve ne cito solo una di restrizione, il che vuol dire che il problema non è più quello del cliente su 20 metri quadri, ma il problema del cliente che non arriva più da fuori comune. Vabbè, questa è una partita che si chiude con mercoledì, il 3 è mercoledì mi sembra, no? Giovedì. Dopodiché staremo a vedere, però guardate che con questo passaggio adesso tutti noi abbiamo la responsabilità di governare il processo. Perché voglio ricordare che se non evitiamo gli assembramenti, non era con T 1.2 andare un po' più in su e beccarci la zona arancione un attimo. È proprio dietro all'angolo. Poi non si venga a dire che era meglio la zona gialla, gialla plus, che qua, che là, che su e che giù. E voglio anche ricordarvi che il passaggio di zona non dipende dal numero di terapie intensive o di posti letto che abbiamo. È un di cui, ma molto in là come di cui. I 21 parametri, tra i quali spicca e pesa tantissimo l'R con T,
che vengono analizzati, sentite magari per avere un chiarimento, dottoressa Russo, tengono presente in maniera importante dell'incidenza dei positivi sui tamponi fatti, tengono in presenza la sintomatologia dei positivi e quindi anche il grado di infezione che c'è, con i sintomi connessi, gli asintomatici, il contact tracing come viene fatto e il grado di padronanza di governo della sanità. Cioè non vorrei mai che qualche cittadino pensi che comunque si resta in zona gialla perché abbiamo le terapie intensive o gli ospedali con i letti. Non è così. E comunque abbiamo l'obbligo di rispettare coloro che sono malati e dall'altro tutti gli operatori che stanno facendo un lavoro ciclopico in un momento nel quale abbiamo 2.920 ricoverati. Infatti, se da un lato abbiamo questo problema, dall'altro abbiamo un sacco di cittadini che soffrono per la mancanza di prestazioni ambulatoriali, di visite, perché comunque quando tu hai 3.000 persone ricoverate Covid, hai la sanità che inevitabilmente è orientata su questa emergenza. Voi dite, ma perché dice queste robe? Le dico perché è giusto fare patti chiari e amicizia lunga. Siccome questo sforzo che abbiamo fatto è uno sforzo che noi abbiamo fatto per garantire che ci fosse un minimo di economia, cioè, non posso pensare che adesso sia un problema avere la zona gialla, perché se non piace la zona gialla provatevi quella arancione. E io ho l'impressione che alcuni, ma non sto parlando di un pensiero diffuso, sto parlando di un ragionamento che voglio fare, ho l'impressione che ci sia comunque qualcuno che non ha capito cosa voglia dire chiusura dei confini comunali. Vuol dire che la spesa la fai nel tuo comune, quindi non vai più a comprarti i mobili all'Ikea, non vai più a comprarti l'abbigliamento nel negozio o nel magazzino di abbigliamento di fiducia, non vai più a fare la spesa fuori dal tuo comune perché c'è il supermercato che ti piace, ma se hai l'alimentari nel tuo comune deve restare nel tuo comune. Devi girare con l'autocertificazione in continuazione. Io penso che quelle limitazioni siano limitazioni alle libertà, ma anche all'economia. Quindi questo sforzo che abbiamo fatto, che ha prodotto di essere sostanzialmente una mosca no bianca gialla, io spero che con i prossimi giorni si riesca a dare la dimostrazione che controlliamo gli assembramenti. Ieri non abbiamo avuto un bel segnale, proprio per nulla. E sentite, cosa volete che vi dica? Noi non abbiamo ruolo di educatori, perché è giusto che sia così, non abbiamo il ruolo di quelli che devono rimboccare le coperte la sera, ma abbiamo semplicemente il ruolo di fare un percorso assieme ai cittadini. Siamo tutti cittadini. Non c'è nessuno che deve offendersi. Però è pur vero che se continuiamo con gli assembramenti, i contagi continueranno a salire perché il virus c'è. Guardate, nella prima fase avevamo tutti paura di morire. Lo possiamo dire questo, no? In questa che impropriamente chiamiamo seconda fase, ma è, diciamo, è la nuova evidenza, perché io non penso che il virus fosse sparito a giugno e sia ricomparso a ottobre perché abbiamo vissuto durante l'estate. Dai, il virus c'è sempre stato, abbiamo l'evidenza da parte di alcuni ricoverati che avevamo anche durante l'estate, ma come accade per altri aspetti, pensate ai virus influenzali, che non sto dicendo che è un virus influenzale, ma pensate ai virus influenzali, diventano latenti, meno aggressivi con le alte temperature, con i raggi ultravioletti dell'estate. Prova ne sia che d'estate noi non abbiamo l'influenza. È tornato a farsi vedere a ottobre, non è una seconda fase, è ancora qui e continuerà a farsi vedere fino ad aprile. Probabilmente sarà così. Avremo dei picchi, si tornerà giù, si stabilizzerà, ma siamo preoccupati del fatto, ad esempio, che con gennaio ci sarà una congiuntura astrale terribile, no? La più grande campagna di vaccinazione, l'influenza e il coronavirus. Non si dica che poi non l'abbiamo detto. E non si viva dell'alibi che se c'è un problema è perché qualcuno non ha lavorato.
perché quest'estate noi abbiamo provveduto alla riorganizzazione del sistema del rafforzamento delle microbiologie del Veneto, sono 14, abbiamo provveduto al tema delle terapie intensive e vi abbiamo portato evidenza, abbiamo provveduto, e l'ho fatto il dottor Rigoli, a lavorare sul test rapido che oggi è quello che ci salva nelle campagne di screening di sanità pubblica, abbiamo fatto tante altre attività. Abbiamo presentato infatti un nuovo piano di sanità pubblica. Detto questo, se nella prima fase avevamo paura di morire, in quella che definiamo seconda fase sembra quasi che il problema sia diventato di quelli che sono dentro quell'edificio, l'ospedale. Presente quando si passa davanti a un carcere? Sì, sono condizioni malsane, sì, però io non sono in carcere. Cioè non è che possiamo pensare che si apra questo solco tra chi soffre e chi non soffre. Non è che può passare l'idea che tanto se me lo prendo bisogna che sia ammalato e tanto sfortunato se mi viene proprio un grosso guaio. Perché capite che questo solco da qui ad aprile diventa non un solchetto normale, diventa una fenditura che diventa un burrone, quindi non può essere sempre più una battaglia delle istituzioni e non possiamo neanche, perdonatemi ma ste robe le devo dire, non possiamo neanche pensare che la restrizione diventi una prerogativa della istituzione di turno che deve far vedere che il potere passa attraverso l'erogazione di una restrizione, privando libertà personali e vivendola come una forma di coercizione. Quindi dico, se è liberi tutti, prendo atto che è liberi tutti, ma si sappia che noi lì abbiamo 3.000 persone che hanno bisogno di cure e se aumenteranno dovremmo ricoverare altre persone e pian piano smontare erogazione di altri servizi. Non venitemi a dire che potevamo pensare di avere più letti o più altro, perché sono tutte fandonie. Intanto la dotazione organica dei letti della sanità italiana è stabilita per legge. Quindi quando sentite qualcuno che viene a dirvi ma Zai ha tagliato letti, ma Bonaccini ha tagliato letti, ma Attilio Fontana ha tagliato letti, vi dice una balla, perché è stabilito per legge che tu devi avere quei letti, sono 3 per ogni 1000 abitanti, 3 per 1000 abitanti. Se andate, è 0,5 di riabilitativo, se andate a vedervi si chiama decreto ministeriale 70 del 2015. Cioè non è che, perché è giusto parlare anche delle narrazioni e delle leggende metropolitane. E quindi non è che noi possiamo pensare che questa sia una sfida solo delle istituzioni. A me preoccupa perché se diventa una sfida solo delle istituzioni non la vinceremo mai. La dobbiamo vincere come popolo. E quindi l'impegno che si chiede ad ognuno, di portare, oltre di portare mascherina, di evitare gli assembramenti. Guardate, ne avremo una prova da mercoledì, ma già si sta vedendo, perché comunque c'è l'assembramento, crea maggiore occasione di diffusione del virus. E lo vedremo poi alla fine nei contagi, nei pronto soccorso, negli ospedali, nelle terapie intensive e nelle cellule mortuarie, nella peggiore delle ipotesi. Questo è il processo. Voi dite, perché dice queste robe? Non è un atto di accusa contro nessuno. Lo dico perché è giusto che chi ha compiti e responsabilità di governo dica le cose come stanno. Se noi non abbiamo la collaborazione dei cittadini, da sta roba non ne veniamo fuori. Punto. Se dopo uno pensa che l'ammassamento sia una roba normale, non c'è nessun problema, ok, ne prendo atto, però poi non si dica che non l'avevano detto, no? Ipse dixit. Quindi io mi fermo qua. Avremo un paio di riunioni con il governo già da lunedì per parlare del nuovo DPCM, che sarà cruciale, come vi dicevo ieri. Pensate, c'è influenza, vaccinazioni e Covid. E capiremo quale saranno gli strumenti che proporranno. Io personalmente sono convinto di due cose. Uno stato di polizia non serve, è inutile, è insostenibile, cioè non possiamo rincorrere i cittadini per far multe, io sono sempre stato contrario a questo. Dall'altro c'è anche da dire una roba, che dobbiamo investire su un processo di coinvolgimento della popolazione, perché se vediamo che è cambiato qualcosa dal terrazzino con andrà tutto bene a sono fatti tuoi, vuol dire che
qualcosa di mezzo c'è, ed è uno spazio che altrimenti viene occupato da altri, dal fronte negazionista, dal fronte di chi dice che è tutta un'invenzione, dal fronte di chi dice che c'è ma comunque non è una roba così grave, dal fronte di chi dice che i morti non esistono, da quelli che dicono che comunque sarebbero morti comunque. Tanto ve vi porterò anche uno schema sulle mortalità e poi fate le vostre considerazioni. Questo dovevo per conoscenza, come si dice. Vi do anche un dato che vi dà una dimensione da febbraio ad oggi, però vi dico già, poi vi diamo anche un istogramma e dimostra che febbraio, marzo, insomma la parte era proprio infinitesimale rispetto a ottobre-novembre, dei bimbi positivi al Covid per provincia e per classi di età. Adesso il totale sono 9.431. Ma il vero tema è che per classi di età, per dire, non so, in Veneto, se vi interessa la classe di età più, diciamo, importante, tra i positivi abbiamo ovviamente la fascia scolastica. Dai 7 ai 14 anni abbiamo 6.724 ragazzi. E di attualmente positivi tra i 7 e i 14 anni ne abbiamo oltre 3.000. Vi ricordo che sono chiuse, perché vi abbiamo fatto con queste fasce d'età? Perché sono chiuse le superiori. Anche qui per dire che non è che parliamo di scuola, cioè qui non c'è nessuno che vuole la scuola a distanza, la DAD. Siamo tutti per la scuola in presenza. Ma negare che i focolai scolastici non esistano, cioè, non è corretto. Il tema non sono i trasporti. Guardate, in questo momento i trasporti non sono un problema, i focolai ce li abbiamo. Sono tutti, come vi dicevo ieri, focolai primari, cioè sono virus che entrano in classe da un veicolo, da un portatore. In alcune classi abbiamo già i casi secondari, cioè che ci sono già infettati in classe. E quindi la classe rischia di diventare lo snodo intermodale, definiamolo così, che fa entrare il virus e poi lo dirotta nelle diverse famiglie, nelle diverse comunità. Non è una posizione contro la scuola, però dico che è fondamentale conoscere i dati per poi non dire che se lo sapevamo avremmo magari fatto qualcos'altro. Quindi noi diciamo che il 9, secondo noi, è sbagliato aprire, fermo restando che nessuno ci ha proposto di aprire il 9, ma c'è un po' di dibattito sui giornali, perché comunque si aprirebbe solo per 10 giorni. Dall'altro c'è da dire che forse varrebbe la pena di fissare una data che può essere l'8 gennaio, il 20, il 1 di febbraio, lavorare ed essere sicuri che poi si riescano a gestire i focolai. Vi ricordo che noi siamo, penso, l'unica regione che entra con il baby tampone per quanto possibile nelle fasi di screening. Adesso sono arrivate le macchinette. Baby tampone non è il fai da te, tra l'altro è fatto mutuando l'intelligenza artificiale con una macchinetta che ci permette di fare 5 ragazzi in ogni campione in 11 minuti e quindi riusciamo a fare attività di screening di massa. Ovviamente a volte ci sono tante richieste e qualche difficoltà c'è, però insomma questo l'abbiamo fatto. E poi vi diamo queste due, secondo me sono due cose interessanti, cioè c'è una tabella e avete anche gli istogrammi, vedete, li vedete già a occhio nudo, qui c'è febbraio, qui sono i nostri mesi, li vedete? Qua si andava a scuola, qua no. E poi vedere le fasce d'età. Più che altro, ma ripeto, non è un discorso contro la scuola, ma chi ha l'obbligo di occuparsi di sanità pubblica, cioè noi, abbiamo l'obbligo di dire come stanno le robe. Punto. Io non ho altro da aggiungere. Questi Carlo te li lascio, se poi li volete, potete farle, le facciamo fare Maria e Federico. Ah, grazie Federico, così ve le diamo subito, perché non ce l'abbiamo sul supporto informatico. E allora vedi se riusciamo, o se le avemo, dai, grazie. Subito la mano di Tosato, Pederiva, Fois, Zambon. Il nuovo taraglio si chiama Silvia Moscati, chiedo scusa se finora ti definivo con la testata, è collega di TV7. No, tranquillo. Buongiorno Presidente, io avevo 3 cose da chiederle.
La prima riguarda una sua affermazione che ieri ha suscitato delle reazioni da parte dell'opposizione politica, ovvero del PD, ma anche da parte della CGIL con delle note. Ovvero la sua affermazione, vado a memoria, ma insomma lei ha detto, parlando dell'addizionale IRPEF, dell'addizionale regionale IRPEF, ha detto noi da oltre 10 anni rinunciamo a questo introito, forse abbiamo commesso l'errore più grave della storia perché la memoria umana è breve, non avessimo lasciato nelle tasche dei cittadini questi soldi, adesso disporremo di un budget da utilizzare magari per il sostegno diretto delle famiglie e delle imprese. Vado a memoria, ma mi pare che il senso fosse questo. Era soltanto così una riflessione estemporanea o sta riflettendo su un possibile cambio di linea su questo versante? Ma sai, proprio simpaticamente, se me la facevi ieri sta domanda, evitare di fare un titolo in prima pagina oggi, no? Nel senso che l'avete iperpompata e adesso immagino che è difficile anche tornare indietro. Ma però io ho fatto semplicemente una erano le sue parole, non è che le Sì, abbiamo inventate. però io non ho detto che mi sono pentito di aver tolto le tasse ai veneti. Io non mi sono assolutamente pentito, è stato un impegno preso con i veneti, lo portiamo avanti. Ho semplicemente detto che la memoria a volte è breve e non si ricorda che non si sono prelevati più di 12 miliardi potenziali dalle tasche dei veneti. Ho fatto anche l'esempio che ci sono regioni che magari danno qualche contributo, non grandi robe. Vi ricordate l'esempio dei medici, no? I famosi 1.000 euro una tantum. Sembrava che fossero, e io ho detto guardate che i veneti danno i 1.000 euro, adesso noi li abbiamo dati, ma questi dovete aggiungerci i 4.800 euro che non abbiamo prelevato in 10 anni di IRPEF nella busta paga di quei medici. Quindi è noi come avessimo dato 5.800 euro. Però mi rendo conto che queste sono cose che poi non si ricordano. Ho detto che se avessimo avuto il budget dell'addizionale avremmo potuto, ma sono delle riflessioni che a me sembrano logiche, ma non di pentimento. L'ho detto perché c'era stata presentata la situazione di alcune regioni che fanno delle cose, ma sono tutte regioni che fra l'altro danno, ma continuano ad applicare la tassa. Cioè, quindi sono cioè come se io domani mattina applicassi l'IRPEF, getta 200 milioni di euro, continuo a prelevare e poi elargisco. Allora qualcuno dice sì, vabbè, ho visto i vostri articoli, prelevi dei ricchi e dai poveri. Questo è più o meno l'adagio. Guardate, cioè, premesso che si dà come presupposto che tutti quelli che hanno delle risorse ce le hanno perché hanno pagato le tasse, no? Perché se no non riusciamo a prelevare. Non è che noi non andiamo a prelevare il nero, ammesso non concesso che ci sia, ma preleviamo da redditi dichiarati che hanno già pagato le loro aliquote e tutto. E per carità, la solidarietà è sempre qualcosa che tutti noi pratichiamo. Ci sono persone più fortunate e meno fortunate, ma far partire una lotta di classe in questo momento non mi sembra proprio il caso. Quindi non c'è stato nessun pentimento, nessun atto penitenziale da questo punto di vista. Ma no, non è all'ordine del giorno quello di applicare le tasse ai veneti in questo momento, assolutamente no. Ecco, invece due questioni rapide. Dirò anche la verità, che se qualcuno aveva tutta questa voglia di applicare le tasse ai veneti, lo doveva dire in campagna elettorale. Non ho sentito nessuna forza politica che portasse avanti l'idea di applicare le tasse ai veneti in campagna elettorale. Adesso vorrebbero che io le applico, però. Vorrebbero che io le applicassi, scusate. Cioè, qua dobbiamo stare attenti a dire tutto. Ecco, invece due questioni propriamente sanitarie. Sì. Una riguarda, ecco, lei stesso lo accennava, devo dire, con molta onestà, perché è bene che la gente, insomma, lo sappia. L'emergenza Covid, come ci insegnate, ha avuto dei costi inevitabili in termini di prestazioni ospedaliere. Anche nella prima ondata, pesanti. Anche nella prima ondata, certamente. Perché sappiamo, insomma, bisognava concentrare. Mi ha colpito un dato che
un sito che si chiama Motore Sanità ed è piuttosto documentato, ha calcolato quello che può essere il costo umano in termini di ritardi nello screening oncologico e di visite ambulatoriali legato a questo. Mi chiedo se avete, questo è soltanto un esempio, parliamo dell'oncologia, ci sono tanti altri versanti di patologie. È una questione che vi è stata sottoposta, cioè quella No, che conosciamo. certo, che conoscete sicuramente, ma è possibile un po' un ripensamento, un tentativo di recuperare il tempo perduto Cioè, ma per guardate, forza di cose, ma insomma... qui dobbiamo ragionare come comunità. Però, se vogliamo prenderci in giro, c'è spazio di una vita. Se vogliamo dire le robe come stanno, ci mettiamo 2 secondi. Davanti a 3.000 ricoverati che hanno la necessità di avere le cure, il sistema comincia ad andare in fibrillazione. Punto. Cioè, va in fibrillazione qui, va in Lombardia, va in Emilia-Romagna, in Friuli Venezia Giulia, in Piemonte, in Toscana, tutte le regioni, in tutto il mondo è così. È un film che abbiamo già visto a marzo questo. Peraltro a marzo voglio ricordarvi che in virtù del lockdown noi abbiamo avuto meno pressione perché non avevamo i politraumatizzati, i cittadini si infortunavano di meno in generale, avevamo tutta una serie di attività sanitarie che oggi abbiamo. Cioè, oggi noi abbiamo un'attività sanitaria ordinaria, non compressa, cioè una richiesta di sanità ordinaria non compressa, e ne abbiamo una di straordinaria in aggiunta. Qui non è che è colpa di qualcuno, questo è il sistema. Se avessimo 1.000 medici, avessimo la possibilità di avere personale che può fare attività aggiuntiva, è ovvio che avremmo già reclutato tutti quelli che si potevano reclutare, ma cioè, il fondo del barile è stato scavato. Uno può dire, vabbè, ma i veneti non capiscono nulla. Beh, andate a vedere in altre regioni cosa sta accadendo. È uguale. Ma è vero, cioè, è assolutamente vero. Una sanità perfetta ce l'abbiamo quando non abbiamo 3.000 pazienti problematici, tutti in un colpo da curare per un virus. Per questo l'appello mio è agli assembramenti, perché tu magari non ti prenderai il virus, ma magari non ti fai la prevenzione al colon retto, piuttosto che non ti fai la mammografia o altre robe, stai in perfetta salute, potremmo magari fare una prevenzione e guadagnarsi sul profilo della tua salute. Quindi alla fine, se anche pensi che il Covid a te non ti toccherà mai, ma magari ti toccherà qualcos'altro e non riusciamo a intervenire. Non so se questa può essere un'ulteriore motivazione per andare a far casini in giro per le piazze. Però credetemi, cioè, io penso che sia anche giunto il momento che io non le dica neanche più queste robe, è l'ultimo giorno che le dico, cioè, voi le avete registrate, domani le scriverete, stasera le proietterete, le farete vedere in TV, basta, cioè se vuole, sto qua tutti i giorni a parlare di assembramenti. Cioè, basta, cioè, diventa noioso e posso dire anche poco rispettoso nei confronti dei cittadini. Se hanno deciso di farli, via. Sentite, abbiamo deciso di dare un segnale per gli over 65 per la spesa. Allora, mi arrabbierei poco, ma mi arrabbierei se vedessi i giovani che vanno a fare la spesa la mattina le prime 2 ore. Ma vedere gli over 65 che vanno in tutte le fasce orarie fuori che le prime 2 ore, allora dico, vabbè, basta. Cioè, chi a causa del suo mal pianga se stesso, guardate, noi cerchiamo di organizzare un po' i flussi, se poi i flussi non si fanno organizzare, pazienza. L'ultima cosa, molto rapida, la questione vaccini. Insomma, i vaccini da molte parti scarseggiano. Adesso i farmacisti hanno ceduto le loro quote a 30.000. 30.000. Ma insomma, alla luce dell'esperienza, forse sarebbe stato opportuno prevederne una quota maggiore, posto che è stata maggiorata molto rispetto all'anno scorso. Non ce n'è sul mercato. Non c'è. Noi l'abbiamo raddoppiata la quota. Raddoppiata. Comunque noi adesso distribuiamo i 30.000 che le farmacia e abbiamo ringraziato, hanno detto insomma li lasciamo per le categorie protette. 50.000 che è il spray per i bambini fino ai 18 anni che l'abbiamo recuperato col Ministero
e poi 3.000 dosi, altre 3.000 dosi comprate per soprattutto gli L'adjuvato. allergici e quindi insomma le persone un po' più problematiche. Però ci è stato comunicato a noi, come anche a tutte le altre regioni, che il famoso 20% in più che dovevano darci le case farmaceutiche non lo danno a nessuna regione perché non riescono a darlo. Sì, ben venga questa domanda, quindi non è una difficoltà o un limite di programmazione, non ce n'è. O meglio, mi sembra di capire che ci sarebbe, ma viene da paesi per i quali non hanno, spieghiamo sta roba. No, c'era l'ipotesi della Cina, però il governo doveva, quindi il ministero tramite AIFE, fare un accordo con la Cina e non l'ha fatto perché non hanno ritenuto opportuno, insomma, doveva passare tramite un'autorizzazione ministeriale che non c'è stata. Oggi nella riunione con i DG, rispetto al numero di dosi che vi ho detto adesso, abbiamo detto ai direttori generali di darle alle categorie più a rischio, quindi agli anziani, insomma queste che arriveranno le 30.000 eccetera, di darle alle categorie insomma più problematiche, insomma diamo indicazioni anche in quelle USL che sono oggi un po' più in difficoltà. Siccome questa cosa interessa molto, può ricapitolarci le cifre, Assessore? 30.000 sono le dosi del vaccino che avevamo acquistato già quindi in agosto, che erano quelle delle farmacie. 50.000 dosi. Scusa, che è nostro, che Sì, avevamo sì. dedicato alle farmacie ce lo lasciano, Sì. ma l'abbiamo comprato noi. No, non passi l'idea che l'ha comprato qualcun altro. 50.000 sono dosi nuove di uno spray per bambini fino ai 18 anni, quindi può essere dato solo alla fascia bambini minori fino ai 18 anni, e 3.000 dosi in più appunto che abbiamo recuperato sul mercato. Queste sono le cifre che arriveranno. Grazie. Prego. Federiva. Grazie, buongiorno Presidente. Torno sulle prestazioni che sono state sospese, quelle programmate, nel senso che oggi il Sindacato dei Medici Ospedalieri CIMO dice di condividere naturalmente la motivazione che ha portato a questo rinvio, però teme che questo comporterà un allungamento delle liste d'attesa rispetto alla prima ondata, È inevitabile. visti i tempi che ora si prospettano più lunghi. Propone una sorta di delocalizzazione, la chiama così, delle attività, facendo delle convenzioni magari con cliniche private o altre strutture esterne alle aziende ULS che possono mettere a disposizione spazi e apparecchiature, di modo che i medici possono andare lì in regime pubblico o anche di intramenia, insomma. È fattibile secondo voi questa È ipotesi? affrontabile, però abbiamo l'emergenza di mezzo. Cioè, considerate che abbiamo gli ospedali che ovviamente sono sotto pressione. È ovvio che noi le stiamo pianificando tutte, come anche il tema di un progetto per le liste d'attesa, ma in questa fase siamo in una fase acuta dove siamo fortemente impegnati su questo fronte. Poi i privati sono stati coinvolti sia per prestazioni accessorie che per occuparsi diciamo, di quello che è di erogazione di sanità ordinaria. Però i privati, voglio ricordare, che in Veneto non sono tanti. Siccome si dice sempre che siamo pieni dei privati, in questo momento se ne avessimo avuto tanti, allora avremmo tanti ospedali, ma noi la quota del privato non è così importante. Pensate sulle terapie intensive, hanno una cinquantina di posti su un migliaio, quante sono? Su un migliaio di terapie intensive. C'è comunque una data al momento prevista per il blocco delle prestazioni? No, non ha... Appena si può si apre. Anche sulla libera professione vorrei spiegare. Perché va sempre visto in maniera poliedrica il problema, no? Cioè, ma io mi pagavo il mio professionista e mi vietate anche questo. Noi l'abbiamo fatto per un motivo, perché abbiamo detto che se non si riesce a erogare il servizio, o meglio c'è un ritardo, non ci sembrava utile pensare che il ritardo restasse ancora più accentuato sul canale pubblico e magari in privato venisse fuori poi sempre questa dicotomia, ma pagando me l'hanno fatta subito. Abbiamo cercato di fare anche un'attività di perequazione, no? In un momento di difficoltà, per evitare che poi non ci fosse che chi aveva risorse poteva comunque scegliersi un canale privato privilegiato e gli altri dovevano mettersi in una coda ancora più lunga di attesa. È stata data una lettura invece distorta da alcuni, no? Potevate almeno lasciare libera la libera professione, sì, ma l'accesso l'avremmo lasciato comunque a coloro che potevano permettersi la libera professione
ancora una volta mortificando e penalizzando di più tutti coloro che non avevano i soldi per farsi visitare. Considerate che il medico in libera professione sono i nostri professionisti, sono gli stessi medici che lavorano poi per il canale pubblico con il ticket. Noi non abbiamo nulla contro la libera professione, i nostri medici devono farla, la libera professione è prevista per legge e noi rispettiamo, però in questa fase abbiamo fatto questa scelta. Ok. Poi sugli accessi al pronto soccorso, ieri il Presidente ci diceva che sembrano in calo. Sì. Il termometro che ci arriva però dagli operatori è che stiano calando effettivamente i pazienti Covid, perché hanno capito che devono chiamare il medico di base, le USCA forse È già una bella stanno roba. ingranando, esatto. Notano però sempre un alto livello di accessi abbastanza impropri. Ecco. Vabbè, definiamoli codici bianchi, se no qualcuno si offende se diciamo impropri. Ecco, abbiamo sicuramente il tema di fare appello, ti ringrazio per la domanda, di fare appello ai cittadini di rivolgersi al massimo al proprio medico di base, che non si occupa solo di Covid, e quindi magari anche con una telefonata, la possibilità di fare anche una consulenza telefonica, di sentire, cioè cercare di avere il medico di base come riferimento. Questo è fondamentale, visto e considerato che io ricordo che con la prima fase noi facevamo più o meno 4.500 accessi in tutto il Veneto al giorno, prima del Covid. Nella fase del lockdown siamo arrivati, siccome c'era paura, a 1.200 al giorno. Oggi siamo invece a livelli normali, come non ci fosse nessun problema. Cioè stavamo distanti dagli ospedali durante il Covid, tranne i medici che ci andavano. Poi vorrei chiedere qualcosa sulle case di riposo e le rette, magari la chiedo all'assessore. Lascio l'assessore dopo, Riccardi. sì, grazie. L'ultima è solo una riflessione che viene proposta. Mi hanno contattata 2 lettori. Uno è un maestro di sci della zona del Bellunese in riferimento allo sci alpino e impianti, l'altro invece è un appassionato di sci nordico che quindi non ha bisogno di impianti. Entrambi comunque dicono, ma sanno di sfondare una porta aperta, che gli assembramenti che eventualmente ci sarebbero in montagna non sono paragonabili. A quelli delle città. A quelli delle città, di Maradona, dei negozi del Black Friday. Ma l'ho detto prima. Cioè, avevo detto che gliel'avrei detto e quindi ho riferito. no, ma hanno assolutamente ragione. E dico, sarà esattamente quello che io dirò nella prima riunione. Se il tema è del nuovo DPCM il no all'assembramento, deve essere no per tutti. Non è che tu puoi chiudere le piste da sci per l'assembramento. E anche qui c'è chi mi scrive e dice, ma tu non devi difendere la possibilità di andare a sciare. Sembra quasi che stiamo difendendo il privilegio di chi ha i soldi per andare a sciare invece di fare azione di penitenza durante il Covid. O peggio ancora, non devi difendere gli interessi dei pieni di soldi degli impianti. Ma premesso che non difendiamo quelli che devono andare a sciare, non difendiamo quelli degli impianti, possiamo parlare degli studenti che lavorano negli impianti di risalita, degli studenti e dei lavoratori che lavorano come maestri di sci, dei lavapiatti dei ristoranti, dei camerieri, delle donne delle pulizie, delle donne che fanno le camere degli alberghi, di tutto un pullulare di persone che vive di un'economia che magari qualcuno non vede, perché vede sci, pensa subito ai palini, alla discesa, allo slalom gigante. Ma noi stiamo parlando di un'economia che vale per tutto l'arco alpino 2,5 miliardi di euro. Allora dico, è sempre a parlare di skate. No, non stiamo parlando di soldi, ma stiamo parlando di sopravvivenza, che è un'altra roba. Perché una montagna senza la stagione è una montagna che si spopola. Punto. Allora, se è no gli assembramenti, Angela, è no per tutti. Quindi io nel DPCM chiederò che siano chiari sugli assembramenti e dirò che l'assembramento dello sci è sicuramente il meno pericoloso nella categoria degli assembramenti. Fois, poi Zambon, Moscati e TV6. Buongiorno Presidente, Ciao. io mi ricollego per quello che riguarda la tematica dell'erogazione dei servizi sanitari che chiaramente sono inferiori per l'emergenza Covid, scendendo proprio nel dettaglio di un caso che ci è stato segnalato in redazione a Rete Veneta che ci ha particolarmente colpito. Si tratta di una futura mamma al 4º mese di gravidanza, la cui ginecologa esercita all'ospedale di Bassano del Grappa. Ebbene, a questa donna è stato detto che tutte le visite, anche la libera professione, come si diceva prima, sono state bloccate fino a data da destinarsi.
Però ci ha colpito intanto per questa mamma, ha detto che si sente abbandonata dal servizio pubblico, ma soprattutto lei ne parlava anche adesso, rimasta colpita dal fatto che sono state bloccate anche le visite in libera professione. Lei diceva, beh, in questo caso si potrebbe per esempio adibire una struttura per queste, se proprio non può essere fatta a San Bassiano, ma così ci si lascia abbandonati. Allora, verificheremo il caso e grazie per averlo segnalato. Però il rovescio qual è? Che il professionista che fa la libera professione, che non la fa più, fa comunque le visite istituzionali. Il problema di questa cittadina è che dice: io ero abituato ad un canale con la mia professionista, il mio medico, che mi visitava a pagamento, che è lo stesso medico che visita, fra virgolette, con la mutua. Allora, domanda: capisco tutte le ragioni della signora e immagino che ci sia un rapporto anche, come si può dire, fiduciale, non il rapporto di una signora in gravidanza con il proprio medico. Però la domanda a quale noi dobbiamo rispondere: l'ospedale sta garantendo le visite alle donne in gravidanza oppure no? Immagino che la risposta sia sì, perché se no cominciamo a preoccuparci. Dopo la seconda domanda: le garantisce anche a pagamento? No. E dopodiché la signora ha ragione di porre la questione. Verificheremo, facciamo una verifica, io non so dire. Anche perché da come scriveva sembrava tutte le visite bloccate fino a data da destinarsi, l'impressione No, che ci aveva tutte le visite a particolarmente pagamento, le colpito. dice. Professionale, libera professione vuol dire... Anche quelle in libera professione, quello ci ha fatto pensare, cioè che fossero Però lo state... verifichiamo, guarda, cioè non... guarda, posso dire, se fosse così ci sarebbe una rivoluzione. Perché immaginate, tutte le donne in gravidanza non sono più visitate, cioè... a noi non risulta che sia così, però verifichiamo. È probabile che la signora ci abbia segnalato un problema che non conosciamo. Io avrei Sono anche una... 68 gli ospedali in Veneto, perché la gente quando scrive pensa sempre che noi siamo lì. 68, 54.000 dipendenti. Sì, sì, e che qua parlavamo anche di un ospedale di un centro piuttosto importante, anzi dove ha la sede legale un'azienda sanitaria, Sì, San sì, Bassiano. ma ce ne sono tanti ospedali. Presidente, io le chiedo anche un'altra cosa. Il sindaco di Arcade ha deciso questa mattina, assieme agli alpini, di cancellare lo storico Panevin di Arcade. Ha fatto bene. Io volevo chiedergli proprio se questo potrebbe dare il là alla cancellazione dei Panevin quest'anno. Ma guardate, io penso che gli assembramenti, cioè quest'anno purtroppo ragazzi, ve lo dice un sostenitore del Panevin, cioè uno che li sostiene veramente il Panevin, cioè vi dico che quest'anno è impensabile programmare a 6 di gennaio Panevin con migliaia di persone. Cioè Arcade farà, quando va male, farà 6-7 mila persone. C'è un sacco di bimbi, un sacco di persone anziane, è la tradizione, la storia, l'identità. Perché secondo me ha fatto benissimo il sindaco Gazzabin di Arcade. E immagino che sarà seguito da tutti gli altri, premesso che immagino che il DPCM vieterà queste forme di assembramento, perché se non vieta l'assembramento del Panevin, immagino che tutti all'ultimo dell'anno si sentiranno liberi anche di andare nelle piazze. Però vedete anche qui, c'è necessità di scrivere una roba del genere in un DPCM? A me sembra logico che non deve andare in mezzo al casino. Posto Fois, Zambon, Moscat. Buongiorno Presidente. Tre Buongiorno. cose veloci. Dice che ci saranno un paio di incontri col governo. Uno sarà la conferenza delle regioni sempre con Boccia e Sì, Speranza, sì. lunedì. Lunedì e poi martedì. Poi sempre la stessa squadra schierata. La formazione è sempre presidenti di regione, Boccia, Speranza, e non escludo che ci sia anche il Presidente del Consiglio, forse ci verrà anche il Ministro delle Finanze, non lo so, dipende da cosa discuteremo. Forse anche la scuola, se discuterà di scuola. Di solito le formazioni sono variabili a seconda dei temi. Ok. Le chiedo, di tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi, mi pare che lei stesso ha detto non voglio più parlare di assembramenti, ci annoiamo, diciamo sempre le stesse cose, però è anche un po' il tema cruciale. Oggi le strutture di media e grande dimensione di vendita sono prese d'assalto spesso e volentieri, forse perché è l'unico sabato in cui sei sicuro, eccetera, eccetera. State pensando eventualmente, al netto della sua comunicazione quotidiana, a una campagna di sensibilizzazione? Potrebbe servire? Ma è utile che la si faccia a livello nazionale, perché Mm. vedo le immagini nazionali, mi sembra che sia. Però ecco, anche qui, scusami Martina. Sì.
ce n'è uno ogni 20 metri quadrati, però al di là di questo, cioè, il tema che voglio dire, cioè, non fate passare l'idea che noi stiamo allentando. Voglio ricordarvi che queste strutture che noi abbiamo aperto il sabato e chiuse ancora la domenica, sono aperte in tutte le zone arancioni e rosse. Chiaro questo? No? È chiaro? Era una restrizione che si è data al Veneto. Sì, sono aperte, fra l'altro, senza il limite di metri quadri a cliente, cioè vuol dire che tu ti puoi trovare in una zona arancione e andare dentro in un, centro, in un negozio di media e grande struttura di vendita senza porti il problema della capienza. Questo è un elemento di virtuosità, un sacrificio che abbiamo chiesto per poter rimanere con i confini, scusatemi, per poter non avere casini con gli ospedali e avere i confini ancora aperti. Dopodiché, se questo non viene compreso, guardate, la zona arancione si raggiunge velocemente, basta fare un po' di assembramenti, va sull'RCT e si passa in arancione. Però che sia chiaro che ancora oggi, con l'apertura sabato di queste medie e grandi strutture di vendita, siamo ancora quelli che hanno provvedimenti restrittivi, oltre che sulla metratura anche sulla domenica, sempre nelle zone arancioni e rosse, la domenica è tutto aperto. E qualcuno mi starà ascoltando e dirà, allora noi perché chiudiamo? Semplicemente per fare in modo di non chiudere tutti i confini comunali, detta ai commercianti, detta ai cittadini, per non avere gli ospedali che ci vanno al collasso. Grazie. Ultimissima cosa, possiamo fare un punto sui Covid hotel? Li stiamo usando, non li stiamo usando? Però bisognerà nei prossimi giorni, vi portiamo uno schema, guardate, è inutile che sì, facciamo fare uno schema. Grazie. C'è uno schema, una tabella, così vedete dove li stiamo utilizzando. Moscati. Grazie Presidente. E senta, a me dispiace tornare un attimo sugli assembramenti, però lei prima stesso ha detto ieri in occasione del Black Friday era pieno dappertutto, ma c'è anche stato un grande appello anche da parte di membri del governo di andare a comprare nei negozi sotto casa, per cui o nei negozi vicino a casa piuttosto che in internet. Per cui da una parte si chiede di andare a comprare e dall'altra parte invece, certo, io personalmente ho guardato in un vicino qui a Mestre, centro di negozi, e dove c'erano delle code effettivamente fuori molto lunghe, però tutti con mascherina, all'aperto, distanziati, eccetera, che non hanno niente da invidiare a quelle davanti alle poste, cioè da una parte uno deve aspettare giustamente, dopodiché uno vede la coda, gira la macchina e va in internet e ordina direttamente in internet perché è molto più veloce. Per cui da una parte c'è questa, insomma, se dobbiamo aiutare la nostra economia bisognerà pure anche andare a comprare. Questo era un ragionamento, però passo invece in realtà alla domanda. Ieri ho visto un servizio sui viaggi aerei Covid-free targati probabilmente Cina, però loro hanno usano i tamponi, come fanno? Usano semplicemente il tampone rapido prima di salire sul volo. Per cui praticamente vengono tutti quanti, naturalmente poi continueranno a tenere la mascherina, eccetera, però vengono fatti i test prima di salire. Ora, se si spingesse verso queste soluzioni che abbiamo visto già ampiamente, anche quelle del fai da te, e se arrivasse a questo anche per una cena in famiglia, uno si fa il tampone prima e poi è più tranquillo. Ecco, era una considerazione. No, chiaro, ma sfondi una porta aperta, perché noi l'abbiamo detto dal primo giorno, cioè non a caso siamo quelli che si sono dati da fare per il tampone rapido, che è stato criticato, contestato, però ci permette di trovare migliaia di positivi che altrimenti non troveremmo mai. Questo è vero dato. È ovvio che bisogna andare a comprare sotto casa, aiutare ovviamente il commercio in presenza e non quello online, per ovvi motivi, però voglio anche ricordare che lo si può fare in tante fasce d'orario. Cioè, è inevitabile che se tutti vanno alla stessa ora c'è il caos totale. Dopo uno vuol dire, sì vabbè, ma io lavoro, certo,
Vedremo oggi è sabato, e vedremo quale sarà l'affluenza. Di certo non a quest'ora. A questa ora non troveremo tutto verso le 6, le 5, le 4 e ci sarà affollamento. Guardate che ieri anche le grandi strutture di vendita che erano comunque aperte, vi ricordo che comunque fino al venerdì erano tutti aperti, questa settimana è stata una battaglia nelle grandi strutture di vendita, erano tutte piene. Io non dico semplicemente che gli assembramenti non ci aiutano a combattere il virus, punto. Comunque guardate, sta lagna come si dice, dell'analisi di tutto rispetto a questo provvedimento che abbiamo fatto, finisce mercoledì. Dopodiché ognuno farà quello che vuole, a parte il fatto che finisce, da un punto di vista proprio pratico, finisce già oggi, perché domani, scusate, è l'ultima chiusura, dopodiché da lunedì si torna alla normalità. Noi pensiamo di aver portato, come si può dire, un risultato al Veneto che è stato quello di aver fatto 3 settimane senza chiusura dei confini comunali, per parlare di economia, non di salute. Se per qualcuno questo vuol dire niente, vorrà dire che proveremo l'ebbrezza della chiusura dei confini. Cosa volete che vi dica? Cioè, non so cosa farci. Cioè, Sentite, pensate, un giorno io vi ho fatto un esempio, mi avete chiesto per come si potrebbero ristorare le imprese. Vi ho detto, guardate, stai chiuso un giorno, fai un 30° di quel mese e un 30° di fatturato. Ha fatto un esempio, mi sembra che più banale di così. Cioè, mi è stata contestata persino sta roba, dicendo che ho preso come esempio la domenica si fattura di più e quindi non può essere un 30°. Cioè, siamo a sti livelli, ragazzi, non so più cosa farci. Basta. Depongo le armi. Cioè, ma capite perché? Perché se dietro ad ogni dichiarazione ci devi vedere il dolo, la colpa grave, il retropensiero, noi non potremo mai fare un percorso come comunità. Non lo faremo mai. Depone le armi? In che senso? No, Zaia si dimette domani. Qualcuno potrebbe... Non scrivete mai oggi chiudiamo. No, cioè, dico depongo le armi perché noi la viviamo come una missione, no? Cioè, accompagnare questo percorso. Purtroppo questo ci è passato la storia in questo momento. È un sacrificio per tutti, soprattutto per coloro che hanno difficoltà a sbarcare lunario. E questo lo dobbiamo riconoscere fino in fondo. TV7 e poi direi che possiamo chiudere con una domanda che mi pare fosse rimasta pending per l'assessore Lanzarin. Salve Presidente, molto brevemente, il nostro RT è tra i più alti in Italia e giustamente si pone molto l'accento sugli assembramenti, però mi pare che uno dei contesti in cui abbassiamo maggiormente la guardia sia quello domiciliare, magari in famiglia. Io non so se è giusto portare l'accento su questo aspetto, però effettivamente se per strada o comunque in una struttura commerciale ci sono molte persone, ma tutte o quasi tutti, insomma, indossano le protezioni, a casa nostra siamo molto più propensi invece a dismettere tutte queste attenzioni, soprattutto quando vediamo dei parenti che non vediamo da un po' di tempo. Sicuramente il DPCM interverrà anche su questo argomento, però forse è uno dei punti cardine, soprattutto di questo periodo. Ma guarda, questo è un tema del quale io ho già parlato più volte, cioè nel senso che la mascherina in casa va tolta solo qualora non vi siano estranei, cioè i conviventi non sono i parenti, sono coloro con i quali noi viviamo comunemente, quindi rappresentiamo una comunità epidemiologica, no? Cioè, sanitaria. Quindi se vai a trovare i tuoi genitori che non vivono più con te, piuttosto che i tuoi nonni o altri parenti, sì, sono parenti, geneticamente sono affini a te, ma sanitariamente no. Quindi devi portare la mascherina perché sono degli estranei in quel senso. E abbiamo fatto molte volte questi appelli, giusta questa considerazione sui focolai domestici. Però anche qui posso garantirti che chi avrà il coraggio di scrivere che in casa con estranei si deve portare la mascherina, aprirà un dibattito sulla libertà, sul fatto che entrano nelle case con ormai sappiamo sta roba. Cioè qua dobbiamo affidarci solo a Dio che passi velocemente. Direi che possiamo licenziare, si fa per dire, il Presidente, fra virgolette, e passare all'assessore Lanzarin. Cioè guarda, questi che sono i
li definiamo i titolo hunter, no? I cacciatori di titoli, perché loro fanno il giornale così, caccia il titolo. Cioè, Parmigiani licenzia il presidente domani. Cosa? Domani il titolo è Parmigiani licenzia il presidente. Sì, è il presidente depone le armi, il sottotitolo. Bene, passiamo all'assessore Lanzarin e poi... Però potremmo fare come esercizio che un giorno all'anno lasciate che noi scriviamo gli articoli. E noi amministriamo però. Sì, pensa ad anni. Prego. Mi scusi Presidente, Sì. ma quella dell'R-Conti, Ah sì, mi ha ci detto... sono due dati diversi, perché noi avevamo uno che era 1,08 e poi è apparso su altri... 1,20. Come mai? Ieri l'aveva detto che aveva... Perché ci sono... Però... ok, perché ieri ci aveva detto che era sceso. Perché sono 2 settimane e una settimana. Però al di là di questo, sì, abbiamo l'R con 3 più alti. Gli altri sono 1,19, cioè, tutti girano attorno lì. C'è anche chi ha 0,9, 0,8, la Sardegna. Sì, ma hanno condizioni anche, diciamo, territoriali che sono diverse dalle nostre. Noi abbiamo comunque degli agglomerati, pensate, Treviso, Venezia, Padova, insomma tutta l'area metropolitana che definiamo così, Vicenza, insomma tutta la parte centrale del Veneto, dove comunque le relazioni sociali sono molto intense rispetto a quello che può accadere magari in Sardegna. Però è giusta la considerazione, i cittadini sappiano che se sale l'R con T passiamo di zona. E l'R con T, ripeto, non dipende dagli ospedali, dipende dal numero di positivi. Grazie. Grazie Presidente. Assessore Lanzarin, la domanda della Pederiva e chi altri avesse da chiedere. Grazie, buongiorno Assessore. Era una segnalazione di una lettrice, credo del Padovano, a proposito degli aumenti delle rette nelle case di riposo. Questa lettrice aveva letto la notizia dello stanziamento da parte del suo assessorato di quei 12,8 milioni di euro a favore delle RSA, proprio per sostenere le maggiori spese dovute a dispositivi e quant'altro serve in questa emergenza. Alla madre di questa signora è stato preannunciato l'aumento della retta. La madre è ricoverata in una di queste strutture per 1,50 euro al giorno a partire dal 1° gennaio, proprio per sostenere le maggiori spese. Allora la lettrice chiede: è verosimile che sia così, nel senso che comunque i 12,8 milioni sono solo una parte, insomma, del fabbisogno aumentato delle strutture, o mi pare di capire voglia alludere questa struttura sta un po' esagerando nella pretesa? Grazie. Allora, faccio fatica a entrare nello specifico della singola struttura. Voi sapete che le rette sono decise dai CDA di ogni singola struttura in massima autonomia. Noi abbiamo una quota di rilievo sanitario che è quella a 49 euro primo livello, 56 euro secondo livello, e poi c'è la cosiddetta quota alberghiera, che è quella che invece, che è quella di cui voi state parlando, che ogni struttura poi applica in maniera diversa. In Veneto non c'è un range da una cifra a un'altra cifra, è un discorso che stavamo facendo rispetto alla riforma delle IPA, in cui volevamo mettere proprio un range, quindi un tetto massimo. Abbiamo però, se vi ricordate, noi abbiamo fatto 3 provvedimenti per le strutture per anziani. L'ultimo è i 12,8 milioni a fondo perduto per andare incontro alle spese che hanno avuto le strutture, calcolandola in base ai posti letto che ogni struttura ha accreditati e convenzionati, e poi all'incidenza delle strutture che hanno avuto più problemi. Poi avevamo fatto altre 2 delibere in agosto. Una era quella che prevedeva anche lì a quelle strutture che avevano avuto dei problemi di bilancio ed erano nel range tra i 75 e l'85 rispetto al bilancio dell'anno precedente, quelli sopra il 90% rispetto al 90, come parametro dico il 90 sempre del bilancio dell'anno precedente. Abbiamo stanziato altri soldi che andavano quindi solo a quelle strutture che erano state interessate, e poi abbiamo fatto anche la delibera che introduceva la quota di accesso di 30 euro, che quella doveva andare a calmierare le rette agli ospiti, perché la quota di accesso a 30 euro poi prevedeva che la quota alberghiera avesse invece un limite, non potesse superare un tot. Adesso io non lo so nello specifico cosa sia successo, cosa stia succedendo in questa struttura, permettendo che c'è un'autonomia da ogni singola struttura.
È chiaro che noi abbiamo fatto io tramite i miei uffici ho fatto una raccomandazione di cercare in questo momento effettivamente di evitare insomma aumenti di vario tipo. Comunque andremo a verificare, andrò a fare una verifica specifica per capire bene. E con questo arrivederci vi ricordo che lunedì si fanno i tamponi per l'accesso alla sala. Grazie.